Mai visti tanti cantieri a Cortina. Sarà l'avvicinarsi delle Olimpiadi, ma non è solo la pista da bob a far muovere le ruspe. Già in occasione di una protesta ambientalista voluta per esprimere il proprio dissenso nei confronti del costruendo impianto olimpico, il corteo era passato e si era fermato nei pressi della stazione illustrando e contestando i lavori previsti. Quei lavori ora sono cominciati e chi ha attività che si affacciano sul viale prospiciente della stazione protesta. Il problema è che il comune non si è organizzato assolutamente in maniera preventiva. Ecco, io non sono assolutamente contro, no, il progetto, sono contro il momento in cui si è deciso a realizzare, a cominciare diciamo, il cantiere, durante, no, gli innumerevoli cantieri che esistono già per la realizzazione di tutte le opere olimpiche. C'è però a chi va ancora peggio. La storica edicola che si trova proprio sul lato della stazione sembrerebbe addirittura avere i giorni contati. Senza parcheggio la gente comunque non si ferma più, non gira. Poi da sabato hanno chiuso anche l'accesso al piazzale della stazione per le corriere dei turisti e più che altro senza di quello noi non lavoriamo più. Speriamo verrà realizzato entro il 2027. Questi lavori non verranno ultimati alla fine diciamo, di febbraio 2026 se non il palazzo diciamo, della questura ex Chipass. Una ventina di giorni fa ci hanno richiamato e praticamente entro il 31 di agosto dobbiamo sbaraccare tutto. Cioè, dovete sbaraccare tutto, vuol dire che dovete chiudere? Sì, sì, l'edicola qui non ci sarà più, basta.